Questa è la zucchina che si vede che c'è la zucchina che esce e si fa l'impollinazione così. C'è quando resta attaccato, c'è quando cade, però già è fatta. E la zucchina è sicuro che viene. Dipende quanto ne fa, la sera fa tante di zucchine, ne fa 20, 30, già questi sono sicuri che vengono, facendo l'impollinazione. E quelli sono quelli da pelle, però quelli fanno più tenerumi, però sono pure buoni, sono tosti. Questi devono cercare, con una canna le cercano loro, le zucchine. Prendono una canna con il bastone. Questi secchi si mettono tutto al sole così. Poi quando sono sole si rompono con una mazza e si levano tutti i semi per fare le piantine, poi per seminarle. La pasta minestrone, tenerumi, zucchina, carota, patate, fagiolina, un poco di sedano e tutto questo minestrone a pezzettini nell'acqua bollente. Poi quando è quasi cotto ci caliamo la pasta. Poi io a parte preparo un pochettino di pelato con un soffritto di aglio pelato e glielo verso quando la pasta è cotta. E la ricotta salata ci sta di sopra, grattugiata. Questo è il nostro minestrone siciliano. Poi facciamo le polpette di tenerumi, affrittata. Si utilizzano in tanti modi. Le polpette vengono pure buone. Come si prepara? Si bolliscono i tenerumi tutti a pezzettini, poi le fa scolare e li condisce come polpette, uovo, formaggio, mollica, aglio, prezzemolo, quello che piace. Le fa a palline, passa nella mollica e li fa o fritti o a forno. Per evitare la frittura noi le facciamo a forno e si mangiano belli caldi.